Ci confronteremo con il vincitore delle primarie per vedere se c'è questa impostazione programmatica nell'ottica indicata da noi. Ma nel frattempo, ancora ieri, abbiamo costituito una delegazione per confrontarci da subito con i componenti delle primarie e sentire da loro cosa vogliono fare, perché abbiamo dato indicazione a tutto il nostro elettorato, i nostri militanti, i nostri quadri di massima libertà, se partecipare e a favore di chi partecipare, perché riteniamo che con chi vincerà le elezioni sia importante aprire un dialogo e è anche utile se poi quel dialogo lo possiamo aprire con chi la pensa come noi e non contrariamente a noi. Io personalmente e l'ufficio di presidenza non possiamo andare a votare alle primarie perché rappresentiamo istituzionalmente il partito dell'Italia dei Valori, che il giorno dopo si deve sedere sul tavolo di chi vince le primarie per valutare se il programma che vuole portare avanti è quel che noi chiediamo. Quindi una firma al buio noi in nome dell'Italia dei Valori non possiamo darla, ma invitiamo tutti coloro che si riconoscono nell'Italia dei Valori a partecipare a queste primarie e a fare in modo che all'esito di queste primarie vinca quel candidato che più si riconosce nella proposta anti-Monti che noi facciamo. E ripeto, ad oggi abbiamo preso atto che i due che maggiormente si sono espressi in tal senso sono stati Vendola e Bersani, o Bersani e Vendola, insomma, invertendolo dagli addenti l'hanno detto. L'Italia dei Valori è una formazione politica che vuole lavorare non solo per alimentare, non solo e non tanto per alimentare la protesta giusta e legittima degli italiani contro le politiche del governo Monti, ma vuole lavorare per costruire un'alternativa a queste politiche, un'alternativa che però possa vincere le elezioni. E in questo senso attendiamo con rispetto l'esito delle primarie, perché all'interno di queste primarie c'è in atto una discussione di merito programmatica importante. A me preoccupa, ma molto, come il sistema costituito e precostituito dei poteri forti dell'informazione, della politica e del lobbismo che governa il Paese, ogni volta che nasce una forza politica che cerca di produrre un cambiamento nel Paese, questo viene criminalizzato, viene strumentalizzato, viene costruito una ragnatele di attacchi personali, politici, partitici, per fare in modo che resti tutto così com'è. Dietro il Movimento 5 Stelle ci sono soprattutto tante persone che non hanno mai fatto politica e che sono stufi di vedere le stesse facce che fanno politica. Allora è nel merito che bisogna confrontarsi e non continuamente di andare a vedere lo stecchino invece di affrontare la trave. E la trave oggi non è la protesta di Grillo, ma un sentimento antidemocratico che pervade le istituzioni e che ancora oggi porta a fare 3 voti di fiducia per un provvedimento che evidentemente nessuno vuole, ma nessuno ha il coraggio di dirlo ai cittadini. Di questo dovremmo parlare. L'Italia dei Valori si è battuta affinché una riforma elettorale ci fosse, ci sia e che potesse essere quella voluta da 1.200.000 cittadini, il Mattarellum. Così non è stato. Ci auguriamo almeno che quella che esce fuori e che deve uscire fuori, perché non possiamo tornare alle elezioni col Porcellum, sia una legge che assicuri all'un tempo governabilità e rappresentatività. Quindi siamo favorevoli a un premio di maggioranza, ma a un premio di maggioranza che assicuri poi la governabilità e non soltanto che si tramuti in un regalo a questa e quella forza politica, e che non sia un premio di maggioranza evidentemente che non abbia alcun riferimento con la rappresentatività. Ci deve essere un partito che guida una nazione perché lo vogliono i cittadini e non perché si spartiscono dopo le elezioni i posti e le poltrone. L'Italia dei Valori voterà ancora una volta no al governo Monti, sia con riferimento specifico a questo provvedimento, che di stabilità non ha nulla, solo i conti dal punto di vista ragionieristico, ma sul piano umano
è del tutto instabile, iniquo e non equo, perché fa pagare il conto ai più deboli e ai più onesti e perché toglie servizi essenziali alla popolazione. Più in generale noi neghiamo la fiducia al governo Monti perché riteniamo che in una democrazia evoluta è assurdo che in un anno si fanno circa 60 fiducie per ottenere dei provvedimenti, e cioè la dimostrazione che il Parlamento non voterebbe mai quei provvedimenti per cui dà la fiducia al governo Monti. Quindi il governo Monti sta prendendo dei provvedimenti che i parlamentari non hanno coraggio di votarlo, ma gli danno la fiducia soltanto perché così mantengono il posto in Parlamento e perché così fanno credere ai cittadini italiani che tutto va bene, nel mentre dalle proteste si sta passando alla rivolta, anche a quella violenta, e credo che se si continua così, purtroppo, la violenza non si fermerà. Noi vogliamo fermare la violenza e per questo votiamo no a questi ennesimi provvedimenti affinché siano fermati per tempo. Giuro, non perché voglio tirarmi indietro, ma in questi giorni a tutto sto pensando meno che a questa vicenda giudiziaria. Non conosco nulla e allora permettetemi per una volta tanto, con riferimento alla vicenda Spinelli, Berlusconi e quant'altro, di tornare a ragionare da magistrato. Vedo dalla lettura dei giornali tante e diverse versioni giornalistiche. Non dirò una parola fino a quando non leggo le carte processuali, perché troppo tempo in questo periodo vedo una non corrispondenza fra ciò che leggo nei giornali e ciò che risulta dalle carte processuali.